I labari delle associazioni combattentistiche d'Arma, il personale di rappresentanza della Capitaneria di Porto di Chioggia ed il picchetto d'onore. Capitano di fregata Ottavio Cilio assume il comando dello schieramento. Rappresentanza. Ah, senti! Schieramento, rifo! Fa ingresso sul luogo della cerimonia il direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini, accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Dario Riccobene e dal capitano di fregata Alessio Palmisano. Schieramento, attenti! Presenta! Onori al direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini. Picchetto d'onore al personale della Capitaneria di Porto di Chioggia, pronti per la rassegna. Via! Schieramento, rifo! Prende la parola il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Dario Riccobene. Schieramento, attenti! Autorità civili, militari, gentili ospiti, grazie di essere intervenuti a questa cerimonia. Comandante, dia pure il riposo. Schieramento, rifo! 2 anni fa, quando ho assunto l'incarico di comandante di questa Capitaneria di Porto, le restrizioni della pandemia non hanno consentito di celebrare la cerimonia di passaggio di consegna alla presenza degli ospiti, ma soltanto con il personale dipendente. Pur essendo in quella circostanza invariato l'alto valore etico e simbolico della cerimonia, oggi sono contento ed emozionato di condividere con tutti voi questo momento, anche per evidenziare ed ulteriormente rinsaldare i sentimenti di forte unità e condivisione di intenti che hanno sempre caratterizzato i rapporti tra le istituzioni operanti in questo magnifico territorio. Chioggia, una città splendida per la bellezza dei suoi luoghi, dei suoi tramonti, delle sue calli e delle sue piazze, fatta di gente semplice, affabile e sempre protesa al fare. Caro saluto al sindaco Armelao, agli altri rappresentanti dei comuni costieri intervenuti, all'Associazione Marinai d'Italia e ai gruppi combattentistici d'Arma. Ammiraglio Marini,
Le esprimo un sentito ringraziamento per aver voluto presenziare a questa cerimonia conferendole maggiore solennità. La sua presenza è l'ennesima testimonianza dell'attenzione con cui la sua direzione marittima ha contribuito a favorire il processo di crescita di questa Capitaneria di Porto. La prego di estendere questo ringraziamento a tutti i colleghi in servizio a Venezia per la loro generosa disponibilità. Ho avuto il privilegio di poter vivere questa esperienza professionale umana unica. Sono grato al Comando Generale per la fiducia che ha riposto in me, per avermi affidato questo prestigioso incarico, scelta che ho onorato, ripromettendomi giorno per giorno di eseguirlo con la massima dedizione, incondizionato impegno, lealtà ed umiltà. Fin da subito ho ritenuto necessario instaurare con tutti gli operatori del settore marittimo e portuale un confronto costruttivo, fondato sulla comprensione reciproca, cercando di essere interprete delle migliori istanze da parte dell'utenza, senza mai derogare gli imprescindibili principi di sicurezza e legalità e degli interessi pubblici coinvolti. Il porto di Chioggia ha grandi potenzialità. Prova ne è la progettualità messa in campo dall'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, per migliorare l'accessibilità nautica mirata alla crescita dei traffici, assicurando al contempo più elevati standard di sicurezza della navigazione portuale. Ritengo che il costante dialogo instaurato con il presidente Di Blasio, qui rappresentato dal segretario generale, ingegnere Antonella Scardino, dai dirigenti e dai funzionari che saluto, da sempre caratterizzato da una naturale intesa e da una indiscutibile sinergia, sia alla base per affrontare le problematiche e per venire a soluzioni efficaci per il bene del cluster marittimo di riferimento e dell'intera collettività. In tale contesto l'autorità marittima sarà chiamata ancora una volta a svolgere un ruolo chiave nell'assicurare la sicurezza portuale nelle due accezioni di safety e security, e sono certo che la Capitaneria di Porto di Chioggia continuerà ad essere un punto di riferimento per gli operatori del settore, consapevoli che il nostro compito è funzionale allo sviluppo dell'economia marittima e all'ordinato svolgimento di tutte le attività pubbliche e private che si svolgono in mare e sul demanio. All'attività tecnico-amministrativa abbiamo sempre affiancato un'intensa attività di polizia, svolta sul tratto costiero di giurisdizione e mirata alla prevenzione e repressione degli illeciti perpetrati ai danni dell'ambiente marino e costiero, del demanio e della risorsa idrica. Determinante in questo senso è stato il proficuo rapporto con l'autorità giudiziaria, e per questo ringrazio i procuratori di Venezia e Rovigo per aver dimostrato una rilevante sensibilità e attenzione nei confronti delle nostre attività di polizia, soprattutto in materia ambientale, riuscendo a valorizzarle con il loro prezioso e fondamentale coordinamento. Un saluto e un ringraziamento rivolgo a Sua Eccellenza il Prefetto di Muzzo per l'alta considerazione avuta verso il sottoscritto nei confronti del personale alle mie dipendenze, per la disponibilità dimostrata in tutte le occasioni e per la preziosa e indispensabile opera di coordinamento di tutti gli enti e organizzazioni presenti sul territorio rodigino, di cui con sapiente regia ha esaltato rispettive competenze e prerogative nel fronteggiare le problematiche, pervenendo a soluzioni ottimali. Un sentito ringraziamento anche a tutti i colleghi delle forze armate e di polizia di questo territorio, con i quali sin da subito si è instaurato un rapporto di reale e leale collaborazione istituzionale. Non posso che ringraziare anche i servizi tecnico-nautici, piloti e ormeggiatori, il concessionario del servizio di rimorchio, che mai hanno fatto mancare il loro qualificato supporto tecnico a questa autorità marittima. Un sentito ringraziamento a tutto il cluster marittimo, agli armatori, alle agenzie raccomandatarie, ai rappresentanti della categoria degli stabilimenti balneari e al settore della pesca, che a Chioggia costituisce da sempre un comparto essenziale e imprescindibile per la vita e l'economia del porto e della città. A loro si è aperto fin da subito un dialogo costruttivo che ha portato tante volte a trovare le soluzioni che potessero contemperare il rispetto della norma, l'interesse privato per il soddisfacimento delle aspettative dell'utenza. Infine, lasciatemi ringraziare il mio equipaggio. Il merito di tutti i risultati conseguiti è da attribuire a loro, agli sforzi e al diuturno impegno di queste donne e di questi uomini, sia a terra che a bordo, al loro costante lavoro, svolto talvolta lontano dai propri cari, con grande generosità e professionalità, silenziosamente, dimostrando sempre un forte senso di appartenenza all'istituzione e un impagabile spirito di sacrificio. Ringrazio il comandante in seconda e tutti voi per essere stati colleghi leali, per essere stati al mio fianco non solo nell'esercizio dell'azione di comando, ma anche nella vita di tutti i giorni, ed è per questo che non potrò mai dimenticarvi. Caro Alessio,
Vi lascia un equipaggio sano, che sono certo continuerà a collaborare con rinnovato spirito di servizio, entusiasmo, fedeltà di intenti e interesse a perseguire il bene dell'amministrazione marittima e della collettività. Vi auguro buon vento, che possa gonfiare le vele per portarsi verso le mete desiderate. In ultimo concedetemi un pensiero alla mia famiglia, a mia moglie e a mia figlia che mi hanno sostenuto nella professione e nelle vicende personali, che hanno sopportato le mie lunghe assenze e supportato nei momenti più delicati. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia! Inizio la cerimonia del passaggio di consegne. Schieramento, attenti! Verrà ora pronunciata la formula di riconoscimento per l'assunzione del comando. Ufficiali, sottufficiali, graduati, personale di truppa, in nome del Capo dello Stato. Presentate, Riconoscerete voi il capitano di fregata Alessio Palmisano quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Chioggia. via! Schieramento, rippo! 103. Prende la parola il comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia, capitano di fregata Alessio Palmisano. Schieramento, attenti! 100. Un saluto a tutti voi, autorità civili e militari. Un saluto all'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, alle associazioni combattentistiche d'arma. Un saluto deferente al direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini, a cui fin da ora assicuro la mia più totale e leale dedizione e impegno nel servizio. Comandante, vi auguro il riposo. Schieramento, riposo! Un ringraziamento particolare al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera per la fiducia che su di me ha voluto riservare, designandomi per il prestigioso incarico di capo di compartimento e comandante del Porto di Chioggia, di cui sono profondamente orgoglioso. Con entusiasmo, emozione e rinnovata energia, consapevole di rappresentare un'istituzione moderna e flessibile che affonda le proprie radici nella storia, ma che, al contempo, ha avuto la capacità di rinnovarsi ed adeguarsi alle esigenze di tutta la comunità marittima. Mi appresto ad iniziare questo periodo di comando dopo alcuni anni trascorsi a Roma, dove ho avuto l'onore e la straordinaria opportunità umana e professionale di svolgere per il Corpo delle Capitanerie di Porto differenti incarichi, anche internazionali, presso il sesto reparto sicurezza della navigazione e marittima. Assumere il comando di una sede prestigiosa, quale quella di Chioggia, mi inorgoglisce e mi stimola a fornire il mio incondizionato impegno e la massima attenzione nello svolgimento delle funzioni distintive ed esclusive
che la legge attribuisce al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, sempre nello spirito della totale, sinergica e certo ricambiata collaborazione istituzionale per la risoluzione condivisa di tutte quelle problematiche nelle quali il ruolo dell'autorità marittima potrà essere di ausilio nell'interesse preminente di tutta la collettività e per il costante sviluppo di questo splendido territorio. Permettetemi una considerazione, per me la più importante, sulle donne e gli uomini che costituiscono l'equipaggio di tutto il compartimento marittimo di Chioggia, che da oggi ho l'onore di dirigere in terra e in mare. In questi giorni di passaggio di consegne ho avuto l'opportunità di conoscere personale altamente motivato, sereno, determinato del proprio lavoro. A voi tutti, come vostro comandante, chiedo di continuare nella strada intrapresa con onestà e lealtà e spirito di servizio, secondo la rotta già tracciata dal comandante Nicobene, che ringrazio per il lavoro svolto. Grazie caro Dario, ti auguro di cuore e con fraterno slancio ogni bene e successo personale e professionale, che i venti e i mari ti siano favorevoli. Con la consapevolezza maturata in me che il corpo appartenga ad ognuno di noi, invito tutto il mio personale a sentirsi partecipe e convinto tutore di un'organizzazione viva, dinamica, unica nel suo genere, utile al Paese e che guarda al futuro, con la certezza di poter crescere nel servizio, offrire qualità allo stesso, continuando a sostenere il privilegio del ruolo e della funzione che la legge ci attribuisce, imponendoci il dovere del fare. Rivolgo infine un commosso pensiero in memoria dei caduti nell'adempimento del dovere, in particolare a quelli che hanno offerto la propria vita per il mare, affinché il loro sacrificio non resti solo un ricordo, ma rappresenti l'esempio del quotidiano agire al servizio del nostro splendido Paese. Nel chiudere questo mio breve intervento, concedetemi un doveroso ringraziamento ai miei genitori qui presenti, che come sempre accade a noi marinai, mi hanno sempre supportato e sopportato nel corso della mia carriera. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia! Prende la parola il direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini. Schieramento, attenti! Certo. Comandante di riposo. Schieramento, riposo! Certo. Tre. Buongiorno a tutti. Saluto il signor prefetto di Rovigo, eccellenza dottor Knuzzo. Saluto il sindaco di Chioggia, Mauro Armellao, il sindaco di Portoviro, avvocato Valeria Mantovanda, il sindaco di Porto Tolle, il vice sindaco di Porto Tolle, il vice sindaco di Rosolina. Saluto tutte le autorità militari che sono qui presenti. Saluto l'Associazione Marinai d'Italia e tutte le altre associazioni combattentistiche e d'arma. Oggi è un giorno particolare. Oggi è un giorno particolare perché si avvicendano in questa città, la città di Chioggia, due comandanti, due professionisti, direi, delle funzioni legate alla tutela del mare e delle nostre coste. Il comandante Dario Riccobene, che va a rivestire un nuovo incarico a Catania, presso la direzione marittima di Catania, una realtà anche questa molto molto complessa, e il comandante Alessio Palmisano, di cui inizialmente avete sentito il suo curriculum vitae, e da quello abbiamo potuto, diciamo, capire, avete potuto capire il profilo giuridico solido
con l'abilitazione anche forense e la preparazione nel settore della sicurezza della navigazione, due elementi importanti nel profilo professionale di un ufficiale delle capitanerie. Ma come dico sempre in tutti gli interventi, questa è una capitaneria, una dei 55 compartimenti marittimi. Ci sono poi 51 uffici circondariali marittimi, le 15 direzioni marittime, i 128 uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia. Questo significa una presenza molto articolata sul territorio, una presenza capillare lungo i nostri 8.000 chilometri di coste. Una presenza che significa un servizio a favore del cittadino, un servizio che è indispensabile proprio per le funzioni nostre, che sono tutte legate agli usi civili e produttivi del mare. Direi che nel periodo del comandante Ricobene la direttrice seguita è stata ben chiara, quella di instaurare proficui rapporti con tutte le amministrazioni interessate al fine di raggiungere una collaborazione interistituzionale in grado di consentire sempre l'adozione di provvedimenti a salvaguardia del mare e delle nostre coste. Voglio ricordare a questo proposito, non l'ha fatto lui perché normalmente nei discorsi di chiusura si evita di fare un elenco delle attività svolte, di citare numeri, però una cosa importante che è stata realizzata nel controllo e nel monitoraggio dei principali corpi idrici che riguardano questo territorio, in particolare l'Adige, il Brenta, il Po e le aree costiere che sono sottoposte a particolare tutela. E poi un'altra cosa che voglio mettere in evidenza è l'azione sinergica che ha avuto con tutte le forze di polizia sul territorio, ognuno nei settori di competenza, questo sia di iniziativa sia sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria che prima è stata appunto citata. Sono stati questi costanti dimostrazioni di ottimi rapporti consolidati a livello locale e hanno condotto a numerosi sequestri, numerose azioni sempre a garanzia della legalità. Altrettanto efficace è stato nel suo periodo il confronto e il dialogo con i servizi tecnico-nautici del porto per la prevenzione e soluzione delle problematiche inerenti alla navigazione delle navi e al costo delle navi di ogni tipo. E in questo senso mi ricollego, la cito ora e non l'ho citata inizialmente per un motivo particolare, per dargli quella giusta collocazione, l'autorità di sistema portuale che è qui presente oggi nelle sue articolazioni col segretario generale e con tutti i funzionari. In questo senso devo dire che sono due anime del porto, sono due anime importanti, una vocata allo sviluppo economico dei porti, l'autorità di sistema con i traffici e quant'altro, e l'autorità marittima che è deputata a garantire che tutto questo avvenga sempre sotto il profilo della sicurezza. Ecco anche i motivi delle ordinanze che vengono emanate, che non sono provvedimenti assolutamente improvvisati, ma che trovano fondamento in uno studio, in una ricerca continua di garantire che ci sia questo sviluppo dell'economia, ma questo di pari passo con la sicurezza. Se non si è sicuri non si può produrre economia, perché potrebbe in ogni circostanza esserci anche un incidente o qualsiasi altra cosa. Però in questo molto aiutano gli studi tecnico-scientifici, quindi le analisi del rischio che vengono puntualmente fatte, e di questo se ne tiene debito conto, ovviamente. Il comandante Ricobene è stato pienamente consapevole della rilevanza e delicatezza del suo incarico e ha assicurato una presenza quotidiana su tutto il territorio. Quindi a lui va il mio in bocca al lupo per il nuovo incarico, il buon vento, e anche questa è una frase ricorrente, sapendo esattamente dove deve andare, no? Lo sapete, ormai mi sono affezionata a questo detto, non c'è vento favorevole per chi non sa dove andare. Al comandante Alessio Palmisano auguro un buon lavoro, una buona attività di comando
e sono sicuro che farà altrettanto bene, ne sono più che certo. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, viva la Marina, viva l'Italia. Il direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini, accompagnato dal comandante del porto di Chioggia, capitano di fregata Alessio Palmisano e dal capitano di fregata Dario Riccobene, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Presenta. Onori al direttore marittimo di Venezia, contrammiraglio Filippo Marini. Via. Schieramento, ritmo! La cerimonia è terminata. Gli invitati possono accomodarsi per prendere parte al vin d'onore. Schieramento, attenti! Rompe le righe! Via! Via così.